Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna, benvenuti a questo spazio, a questa ora del venerdì, sempre dedicata ai temi legati all'agricoltura. Vi ricordo il numero per poterci chiamare in diretta, che è lo 0266 20 35 29. Poi vi ricordo anche il numero per mandarci gli sms, che è il 346 64 277 56. Parlateci di agricoltura, chiedete consigli ai nostri ospiti. Nell'attesa, perché oggi il mitico, il nostro amico Lorenzo Viviani chissà dov'è, chissà dove sarà, nell'attesa che riusciamo a metterci in contatto con lui, ci ha promesso che ci sarà, quindi più tardi per le 13:20 il grande Roberto, che saluto, lo chiamerà e lo disturberà. Nell'attesa vi leggo un po' le notizie che ci giungono dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo. Allora, vi leggo subito: il ministro Centinaio sarà in Giappone da oggi, venerdì 10 maggio, fino a lunedì 13 maggio, in occasione della riunione dei ministri del G20 dell'agricoltura verso un settore agroalimentare sostenibile, problemi emergenti e buone pratiche. Un appuntamento molto importante in cui si porrà l'accento sul ruolo dei paesi G20 nelle sfide globali quali la sicurezza alimentare, lo sviluppo sostenibile e gli effetti dei cambiamenti climatici. Nel corso della giornata di oggi a Tokyo il ministro Centinaio incontrerà il ministro dell'agricoltura, forestale e pesca del Giappone, il vice commissario dell'Agenzia del Turismo giapponese, i rappresentanti del sistema Italia in Giappone, ambasciata, delegazione di Banca Italia, Camera di Commercio italiana in Giappone. Poi incontrerà anche i tour operator giapponesi e selezionati rappresentanti della business community italiana. Il G20 Agricoltura prenderà il via domani, sabato 11 maggio a Niigata, nella regione a nord di Tokyo. Tra i temi in agenda la promozione delle risorse umane, le nuove tecnologie, la catena del valore alimentare e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il ministro Centinaio in particolare parteciperà al tavolo Catena alimentare, politiche di filiera. Nel corso del meeting internazionale il ministro Centinaio terrà un bilaterale con il vice ministro dell'agricoltura russo Levin e un colloquio con il ministro di Stato indiano. Altre notizie che giungono dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, vediamo un po'. In visita proprio in Giappone, il ministro Centinaio ha incontrato oggi appunto il ministro dell'agricoltura, foresta e pesca del Giappone. I rapporti commerciali tra i nostri paesi nel settore agroalimentare continuano a registrare anno dopo anno dati sempre più significativi. Le nostre imprese sono molto interessate al mercato giapponese, ha detto Centinaio. È importante rafforzare tale foro multilaterale, rendendo sempre più concrete ed operative le decisioni congiunte di fronte alle sfide che deve fronteggiare l'agricoltura per essere sostenibile. Lo ha proprio detto Centinaio. Altre notizie che giungono dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: sul Mose non si devono mettere le mani nelle tasche dei turisti, non esiste da nessuna parte che un'infrastruttura nazionale debba essere finanziata perpetrando un vero e proprio furto a danno di coloro che vengono a visitare Venezia. Quanto ha dichiarato il ministro Centinaio, vado ripetendo da mesi, dice di essere contrario alla tassa di soggiorno, che sia di scopo e non per coprire i buchi dei comuni. E dall'oggi al domani viene architettata una vera e propria follia, una tassa per sovvenzionare una struttura pubblica. Mi batterò in tutti i modi, dice il ministro Centinaio, affinché venga ritirato immediatamente questo provvedimento dello sblocca cantieri. Sembra che qualcuno le stia pensando tutte per cacciare
arrivare i turisti dal Veneto e da Venezia, prima la tassa di sbarco, poi i tornelli, ora questo. L'ho già detto e lo ripeto, vogliamo diventare un paese turista repellente, si chiede il ministro Centinaio. E a Milano in questi giorni c'è la manifestazione Food, la manifestazione dell'agroalimentare, ed è intervenuto proprio il ministro Centinaio. Sentiamo, chiedo a Roberto dalla regia di mandare proprio l'intervento del ministro Centinaio a Milano allo stand di Tutto Food del Ministero dell'Agricoltura. Ministro Centinaio. Grazie mille, è un momento importante perché questo evento rappresenta l'agroalimentare italiano in giro per il mondo, rappresenta Milano che diventa sempre di più la capitale dell'agroalimentare italiano, ed è un agroalimentare che si va sempre di più a confrontare con quelle che sono le eccellenze che diventano i nostri competitor. E quindi sicuramente abbiamo visto, siamo passati da alcuni stand, c'erano produttori che arrivano da tutte le parti del mondo, produttori di qualità, e che insieme all'Italia, insieme ai nostri prodotti fanno quella cucina che a livello mondiale viene riconosciuta. Il lavoro che stiamo facendo come Ministero è un lavoro che va nell'ottica di valorizzare tutto quello che è il nostro Made in Italy, tutto quello che viene pescato, allevato e coltivato in Italia e poi anche trasformato in Italia. Oggi, in questi giorni, qui a Milano abbiamo la possibilità veramente di confrontarci con tutto il mondo. Se poi ci abbiniamo il fatto che ci siano qui le eccellenze del nostro paese, che sono quelli che poi le trasformano i nostri prodotti del Made in Italy, li trasformano e li portano sulla tavola e quindi hanno la possibilità, e abbiamo la possibilità di poterli degustare nel migliore dei modi, vuol dire che stiamo facendo bingo e vuol dire che stiamo andando nella direzione che vogliamo, nella direzione che abbiamo iniziato a tracciare, per il semplice motivo che sia la cucina che il gelato diventano sempre di più ambasciatori del Made in Italy, ambasciatori dei prodotti italiani, ambasciatori di quella che è l'italianità e che è il momento in cui l'Italia viene riconosciuta in giro per il mondo. E quindi avere loro come nostri punti di riferimento, avere loro come nostri ambasciatori, vuol dire poter essere anche più tranquilli nel momento in cui i nostri prodotti vengono trasformati per diventare il prodotto finito, che è quello che noi poi andiamo a mangiare quando siamo al ristorante, oppure quando mangiamo un gelato. Per me la necessità sempre di più è quella di far sì che ci sia però sempre più consapevolezza, la consapevolezza che noi abbiamo uno standard qualitativo alto, la consapevolezza che il prodotto italiano, il prodotto Made in Italy è un prodotto di cui andarne fieri, la consapevolezza che a livello promozionale noi possiamo veramente in questo momento storico possiamo promuovere sia il prodotto finito, sia la tavola, sia la cucina, sia un gelato, ma davanti a un piatto o davanti a un gelato noi possiamo veramente raccontare la storia del nostro paese. Lo dicevamo al Vinitaly, che dietro a un bicchiere di vino si può raccontare la storia di una cantina, la storia di una vigna, la storia di un territorio, ma lo possiamo tranquillamente fare davanti a un gelato, perché comunque al Vinitaly ci avete raccontato quello che c'è dietro a tutto quello che mangiamo, che è uno dei nostri prodotti in punta, ma lo possiamo fare tranquillamente al ristorante, perché poi anche voi diventate veramente dietro a un piatto cucinato nel migliore dei modi da ristoratori italiani, diventa veramente il nostro biglietto da visita. Lei ha portato in pochi mesi le arance in Cina, tant'è vero in Cina si dice gelato, ti capiscono perfettamente, ice cream è internazionale ma il linguaggio italiano è leader nel mondo. E lascio una domanda al direttore generale della Federazione della Gelatieri. Allora, quando dobbiamo raccontare la nostra professione
alle persone che ci conoscono. Le prime cose che ci chiedono è perché siamo così ammirati per la nostra professione. È semplicissimo, noi vendiamo il piacere, vendiamo i ricordi della nostra infanzia, ricordi i sapori delle nostre nonne e delle nostre mamme. Ora, tutte queste cose venivano dalla tradizione, da dove siamo nati. I nostri nonni coltivavano nell'orto le pesche, le loro pere, e veniva fatto il gelato con le uova delle galline che la zia aveva. Cioè, quindi c'è proprio una tradizione che si porta avanti nel prodotto. Anche oggi, che non usiamo più questi prodotti fondamentalmente di famiglia, ma usiamo prodotti comunque naturali che vengono dal territorio, è fondamentale proteggere i prodotti del territorio. Ecco, abbiamo sentito proprio l'intervento del ministro Centinaio di alcuni giorni fa a Milano alla manifestazione dell'agroalimentare Tutto Food. In attesa che il monello Lorenzo Viviani riesce a collegarsi con noi, guardiamo la sua pagina Facebook, no? La pagina Facebook di Lorenzo Viviani, che scrive: continuano i lavori in commissione per il progetto di legge ittico, la riforma delle sanzioni l'abbiamo portata a casa, ma ci sono tanti altri interventi da fare per il nostro settore: tracciabilità, valorizzazione del prodotto, semplificazione normativa, scrive Lorenzo Viviani, e degli adempimenti burocratici, ammortizzatori sociali, tonno e tanto altro. Allora, nell'attesa, oggi parliamo di un prodotto ittico importantissimo, parliamo di moleche. Parliamo di moleche, adesso vi spiegherà direttamente il signor Fabrizio Pilla cosa sono le moleche. Buongiorno signor Pilla. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei. Allora, il Lorenzo Viviani, il mio amico co-conduttore, mi dice che c'è, quindi invito Roberto a chiamarlo. Allora, signor Pilla, io la presento molto velocemente. Lei è di Chioggia, in provincia di Venezia, ha 54 anni, è figlio di un pescatore di moleche. Lei da un po' di tempo non fa più questo mestiere, però in passato appunto è del mestiere, sa che cosa significa pescare le moleche. Ci spieghi un po' cosa sono queste moleche? Sì, allora le moleche, sento un ritorno. Sì, sente un ritorno, allora chiedo dalla regia se riusciamo. No. Ecco, adesso mi sente? Sì, lo sento benissimo. Sì. Niente, le moleche sono praticamente dei crostacei, dei granchi, sì, che pescati in determinati momenti sul cambio di muta vengono pescati, raccolti e cucinati. È una prelibatezza sì, della gronda lagunare veneziana, specialmente Chioggia, Venezia, piuttosto che al nord con la laguna di Marano, anche al sud sul Polesine. È una cosa prevalentemente veneta. mm-hmm. Vengono pescate sì, con delle reti da posta, cioè reti ferme, sì, composte da sbarramenti di rete sostenute da pali, dove il granchio viene orientato all'interno delle trappole chiamati cogoi, mm-hmm. e giornalmente raccolto, tirato su dai pescatori, sì, e selezionato, perché non tutti i granchi mm-hmm. diventano molecca. Ecco, Quindi, ecco, questo non l'ho capito, ce lo può spiegare meglio? Sì, allora, una volta pescato il granchio, sì, il granchio che è in procinto di cambio muta, che ha un segno particolare che solo con l'esperienza decennale dei nostri bravi padri, piuttosto che i miei coetanei che continuano a fare il lavoro, su un determinato segno che ha il granchio, viene selezionato e da lì inizia l'allevamento. Esempio, viene pescato, messo all'interno delle gabbie in legno fessurate in modo che possa passare l'acqua ma non fuoriuscire il granchio, e viene lasciato là finché il granchio fa la muta. Ecco, benissimo. L'altro procedimento, il granchio dovrà fare 3 passaggi, cioè essere pescato, selezionato i granchi buoni, detti granchi buoni, mm-hmm. poi
avrà un altro step prima di diventare molecca, che sarà quello di diventare spiantano. Altro segno particolare che dovrà essere sempre monitorato dal pescatore, quindi messo all'interno delle gabbie, monitorato finché diventa spiantano, prelevato dalla gabbia, messo su un'altra gabbia e da lì monitorato sempre finché il granchio non farà il cambio della muta. Sì. Da quel momento, fatto il cambio della muta, viene prelevato e poi viene venduto e mangiato fritto, perché la si mangia fritto. Sì. Il piatto tipico di Chioggia, di Venezia, è la molecca fritta con polentina bianca. Ecco, che sapore ha? Nel frattempo ci ha raggiunto Lorenzo Viviani. Buongiorno Lorenzo. Ciao Antonio, ciao a tutti, ciao, un caro saluto ai radioascoltatori. Hai iniziato senza di me. Senza di te, perché non so tu dove sia, in quale parte d'Italia ti trovi. Guarda, sono in Capitaneria di Porto a Genova. Non mi hanno arrestato, non ti preoccupare, no, sono a un convegno sui FLAG, che sono questi gruppi di azione costiera, il ruolo delle regioni, un bel convegno dove c'erano tanti pescatori, le istituzioni, insomma, purtroppo mi toccavano le conclusioni, quindi non potevo essere con voi prima di questo momento. Quindi ora ti sei liberato. È dopo che sono in ascolto. Ecco, ti faccio una domanda. Io chiedevo al signor Pilla che sapore ha, insomma, il granchio, questa moleca, ecco. Tu non so che cosa vuoi chiedergli. Io gli volevo chiedere, così gli facciamo due domande in uno, la differenza fra la molecca, adesso mi dirà di tutto il nostro ospite, e la masanete. E le masanete. Cosa cambia fra la molecca e la masanete? Allora, la molecca è il granchio che viene mangiato subito dopo il cambio della muta. Quando si è liberato dell'esoscheletro, come ho detto prima, viene mangiato. Mentre la masanetta è la femmina del granchio che in determinati periodi dell'anno, specialmente in autunno, prima di fare la uova, è particolarmente appetitosa, perché è piena di bontà, insomma, di cose. Prima di è logico che prima di riempirsi di uova è pieno delle proprie forze. È molto grasso. Però la mazzanetta è granchio duro, mentre la molecca è proprio il molle, e viene mangiata solo fritta. La mazzanetta invece ha mille modi. Tu Antonio quindi non hai mai mangiato le molecche? No, mai. Adesso stavo guardando, no? Sono servite anche in coni, no? Non so se ci sono delle sagre nel vostro paese, giusto? Sì, cioè noi abbiamo la terza domenica di luglio, abbiamo la famosa, almeno, sagra del pesce che dura 10 giorni e lì è possibile degustare qualsiasi tipo di pesce. Però non mi ha risposto, non mi ha detto che sapore hanno, ecco. Non saprei dirle che sapore hanno, sono buonissime perché hanno una prelibatezza gastronomica, però sinceramente non saprei dirle. Non so se lei ha mangiato dei granchi, no? Ha mangiato granchio al ristorante, le sarà capitato. Antonio, rimaniamo sul buonissimo. Va bene, buonissimo. Comunque, allora, facciamo una cosa, Antonio. Andiamo in pubblicità, facciamo questa cosa, poi ci risentiamo subito. Andiamo a mangiare le molecche. Sì, va bene, allora ci risentiamo con tutti e due dopo la pausa pubblicitaria. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare.
Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex, un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL, stiamo parlando di moleche fritte. Ecco, questo è da dire, perché il miglior modo per cucinare le moleche, questi granchi veneti, è proprio metterli in pastella, così si suol dire. Con noi c'è Lorenzo Viviani, deputato della Lega, membro della Commissione Agricoltura, e anche il signor Fabrizio Pilla, pescatore di moleche. Allora, Lorenzo, non so se tu hai da chiedere qualcos'altro al nostro signor Pilla. Una cosa velocissima, dato che sono anche mezzo biologo, chiedevo, ma Fabrizio, scusami, quando è il periodo? Dato che comunque questo granchio che è legato alla sua muta, ecco, c'è un periodo in cui possiamo trovare le molecche, o le possiamo comprare, o le possiamo degustare? Qual è il periodo migliore? Allora, il granchio durante l'anno ha sostanzialmente 2 periodi in cui fa la muta, no? Allora, il periodo migliore è il primaverile e autunnale. Di solito si accosta alla Pasqua e per quanto riguarda la primavera, e l'autunno per quanto riguarda la festa dei Santi. Sì. In quel periodo c'è il massimo cambio di muta dei granchi. Volevo aprire una parentesi: la muta del granchio viene cambiata per permettere al granchio stesso di poter crescere. Ecco perché succede questo. E quindi, per trovare maggior convenienza sull'acquisto delle molecche, chi volesse venire a Chioggia a comprarle, è il periodo primaverile e il periodo autunnale. Ecco, dopo, benissimo. Se volete venire alla sagra del pesce che fa, come ho detto prima, la facciamo a luglio, ben venga, insomma. Che giorno di luglio? Che giorno di luglio? Allora, quest'anno inizierà dal 21 e si protrarrà per 10 giorni. Ah, quindi dal 21 luglio. Benissimo. Quindi insomma, non so se Lorenzo sarà d'accordo, se è disponibile ad andare, no Lorenzo? Sì, assolutamente. Io devo andarci perché la sagra del pesce, per autonomia devo andarci occupandomi di pesca, però dico la verità, il problema, scusate, sì, che mi è partito l'auricolare, quindi penso che l'avrete sentito poco. Io la sagra del pesce è sicuro che ci andrò, però ti dico, cominciamo a fare una bella cosa, implementiamo quello che facciamo per radio andando sul territorio, perché vedi, fare un programma sull'agricoltura e sulla pesca per radio, ti dico, ho capito perché li fanno tutti i televisivi, quando vai lì mangi, prendi, fai, sono tutti belli, poi si vede che fanno questi programmi, sono tutti belli cicciottelli, invece mi sa che noi siamo dei magri, perché alla fine non ci tocca nessun assaggio delle prelibatezze italiane di cui parliamo tutti i giorni. Io Fabrizio ti ringrazio per la tua presenza, verremo a trovarti in Veneto, io e Antonio, per assaggiare questo famoso piatto lagunare veneto, cioè la moleca. Grazie
della presenza con noi. Aspetto. Grazie a voi, buona giornata, grazie a voi. Grazie mille. Allora Lorenzo, nell'attesa del nostro prossimo ospite parliamo di un altro prodotto ittico d'eccellenza italiana, vogliamo questa volta in Sicilia. Nell'attesa raccontaci un po' che si dice, quali sono le ultime novità di questa settimana nella tua commissione agricoltura, dove sei stato, quali sono stati gli incontri che hai fatto. Ecco, sì. Allora, questa settimana è stata una settimana impegnativa. In commissione siamo riusciti a riprendere l'iter del progetto di legge sulla riforma della pesca, che è stata insomma già portata a casa in gran parte sul discorso delle sanzioni per la pesca professionale in mare a livello del decreto emergenza, quindi siamo riusciti a fare una modulazione che adesso permette veramente una proporzionalità fra precetto e sanzione, quindi un gran risultato per il mondo della pesca che si aspettava da tanto tempo. Siamo riusciti a fare e poi abbiamo quindi ripreso l'iter di tutta la sburocratizzazione che è necessaria per far sopravvivere questo mondo, perché abbiamo ancora delle leggi degli anni 50, codici delle navigazioni che vanno aggiornati e quindi c'è tanto lavoro e quindi è cominciato il ciclo di audizioni. Però l'attività parlamentare abbiamo fatto una cosa importantissima, a scanso di quelli che dicono che sono attaccati alla poltrona. Ieri è passato, dopo il passaggio al Senato che è stato fatto qualche settimana fa, è passato anche dalla Camera la riforma costituzionale, quindi ha più passaggi, quindi ritorna al Senato, poi ritorna nuovamente alla Camera, ma è passato il taglio dei parlamentari. Quindi quando dicono questi deputati che vivono, noi abbiamo approvato una legge che taglierà di 1/3 sia ai senatori che ai deputati, quindi mi sembra una notizia che i ascoltatori devono sapere, perché insomma vuol dire avere molti meno posti, però pensiamo che il Parlamento italiano in proporzione sia anche il Parlamento con più numero di rappresentanti, quindi si deve adeguare un po' agli altri paesi europei. Da tutte molte volte ci dicono l'Europa. Allora prendiamo esempio, cominciamo a tagliare i parlamentari, ma soprattutto non si deve puntare sul numero, ma si deve puntare sulla qualità delle persone che si siedono su quello scranio. Allora Lorenzo, abbiamo in ascolto un'ascoltatrice. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora, prego. Io volevo dire solo una cosa, un piccolo appunto. Una volta che si parla veneziano si dice molecche, perché la L fra due vocali non si pronuncia. Ha ragione. Ecco, è anche il Ciosotto che parla in Ciosotto ben. È come quando si dice in Liguria Bianchetti, invece devo dire Gianchetti. Ha ragione. Signora, lei le mangia le moeche, le sa cucinare bene? Certo, buonissime. Sì, dopo anche che si assa in mezzo al vovo sbattuto e dopo si friggono e poi le prime le moeche si mangia tutto, le altre si succhiano e la parte dura giusto, perché non si può mangiare, giustamente. Dai. Grazie mille. Viva voi e viva il Veneto e viva Venezia. Grazie mille. Buona giornata. Grazie. Da un genovese è molto, insomma, lo apprezzi. Sì. Senti Lorenzo, volevo dirti un'altra cosa in attesa del nostro prossimo ospite, che martedì 14 maggio alle 10:35 sarà in diretta al telefono con noi Albano, quindi tu ci sarai sicuramente, no? Parleremo di agricoltura con Albano, di vino, quindi sei ufficialmente invitato. Parleremo del vino, del famoso vino di Albano, che addirittura è stato donato in Cina, il famoso Platone, segretario Matteo Salvini. Il famoso Platone, e poi anche a Matteo Salvini. Allora Lorenzo, abbiamo in diretta con noi al telefono abbiamo il presidente dei pescatori di Mazara del Vallo, Santo Adamo. Buongiorno. Buongiorno, comunque presidente Buongiorno. Presidente, scusi. Ciao, degli armatori. Ecco, benissimo. Allora, carissimo signor Santo Adamo, parliamo del prodotto tipico ittico di Mazara del Vallo, che è il gambero rosso di Mazara. Ci racconti un po', appunto, quali sono le caratteristiche di questo gambero? Le caratteristiche sono innanzitutto che vengono dal mare nel canale di Sicilia, del Mediterraneo, dove le correnti che camminano da est a ovest, da ovest verso est, nel senso che la Gibraltare a casa sua, cioè è un mare sempre che comunque va sempre ripulito e comunque si descambiano le acque. Tra l'altro questo gambero rosso è preso nei fontali
Sì. Fra l'Italia, diciamo, c'è Algeria, Tunisia e Libia, sì, dove è il mare più produttivo che ci possa essere, con le migliori prestazioni organolettiche che possono avere queste specie. Sì, Adamo, infatti Sì. il gambero rosso, io, ti racconto la trasmissione, a parte mi sono inserito in corso d'opera, siamo passati dalla Laguna Veneta dove parlavamo di un crostaceo, anch'esso comunque che è un crostaceo di acqua salmastra che è presente, ci faceva piacere questo accostamento. Ecco, il gambero rosso, che è il fiore all'occhiello, addirittura da questo gambero prendono il nome, insomma, noti ristoranti, anche guide. Guide, insomma, quindi uno dei prodotti di estrema qualità del nostro Made in Italy, insieme al gambero viola, che è quell'altra specie che è presente dalle nostre parti, che hanno delle caratteristiche molto simili. Ecco, raccontaci un po' della grande marineria che tu rappresenti, dei pescatori del gambero rosso di Mazara, che sono pescatori che affrontano dei tempi. Io lo dico sempre quando vado a Mazara, sono stato a Mazara poco tempo fa, mi sembra 2 settimane fa, mi sono visto con Adam, mi sono visto con tanti amici, abbiamo lì il nostro candidato sindaco nella nostra lista. Ecco, sì. Io l'ho ricordato lì, forse i più grandi marinai italiani, quelli che proprio si prendono tutti i tempi, perché devi pensare, Antonio, queste persone sono lontane da casa, fanno in mezzo al canale di Sicilia, Grecia, Egitto, e pescano e si devono prendere tutti i tempi che gli arrivano addosso. Ecco, raccontaci un po' della storia di quanti giorni stanno in mare e di come si commercializza il gambero rosso. Allora, intanto Mazara del Vallo si pregia l'opportunità che la prima marineria d'Italia e naturalmente d'Europa ha sempre avuto questo pregio di lavorare nel canale Sicilia e nel Mediterraneo di tutti i tipi di pesca, sia pesce fresco che congelato, ma l'ultimo diciamo è arrivato il gambero rosso, che comunque è un crostaceo d'eccellenza che va ormai a ruba su tutte le tavole e non per niente anche il ristorante prendono il suo nome, perché appunto è un gambero d'eccellenza. E come si mangia prevalentemente? I pescatori stanno fuori da 10 a 30-40 giorni, perché sono pescherecci d'altura e comunque appena preso il prodotto, il bello è questo, viene subito selezionato, congelato e messo in conservazione. Ciò significa che rimane così per come viene dal mare, senza perdere nessun pregio delle sue prestazioni agronetiche. I pescatori purtroppo fanno una vita quella che è un po' faticosa, in quanto non c'è orario, notte e giorno, che si lavora in continuazione, in una routine H24, ma che comunque è un lavoro che può dare tanta soddisfazione, sempre che le leggi italiane e soprattutto comunitarie ci agevolano nel nostro lavoro. Ma un vanto l'abbiamo, perché anche noi abbiamo insegnato ai nostri amici dei rimbettai, libici, tunisini, questo mestiere. Loro dopo tanti anni sono ritornati a casa a fare di nuovo questo lavoro che noi abbiamo insegnato. Sono paesi amici, paesi che comunque noi dobbiamo convivere nel canale Sicilia, e su questo ci possiamo pregiare di aver messo in modo il nostro know-how verso questi paesi. Senta, signor Adamo, quindi il miglior modo per mangiare il gambero rosso è con olio, limone, prezzemolo, anche crudo al naturale, giusto? Senza condimento? Sì, tanto lo mangiano così crudo, anche perché sicuramente non ci sono problemi a mangiarlo crudo. Poi chi lo mangia si può mangiare a forno, arrosto, solo poco, in modo tale che non venga bruciata nelle sue prestazioni calorifiche. E diciamo in tutti i tipi, perché è un pesce pregiato, un che va a ruba. Ma c'è gambero rosso, gambero rosa, noi peschiamo pure. Diciamo che tutto quello che peschiamo noi nel canale di Sicilia sicuramente va a ruba nelle nostre tavole, e spero che tutti lo mangiano, ma quello di Mazara del Vallo e di Sicilia, che non prendano prodotti che vengono al di fuori, che non hanno niente a che vedere con il nostro. Sì. Lorenzo? Sempre
la sacrosanta verità, perché è un prodotto di estrema qualità. Ti chiedevo una cosa che ero curioso, Adamo, dei prezzi, ecco, che prezzo ha e sinceramente rispetto alla Mazzancolla o agli altri gamberi magari più costieri, la diversità che tu hai magari anche nel gusto oppure nel tuo quotidiano, che insomma sei uno che sicuramente li avrà mangiati, assaggiati e sai di cosa parli. Ce l'ho associato io, posso dire che è il migliore al mondo, ma ve lo posso garantire pure a tutti quanti ne hanno questa voglia di mangiare. Il prezzo non c'è dubbio che è un prezzo d'eccellenza che va sicuramente curato. Il prezzo varia dai 40 ai 50 euro al chilo. Questo è quello rosso. La Mazzancolla qualche c'è euro in meno, ma non perché è meno pregiato, ma che comunque magari porta questo prezzo. Poi c'è il gambero rosa che invece con 20-25 euro al chilo si trova. Certo, ecco, ma a che ora inizia appunto la vostra giornata? Ma la nostra giornata è H24, non è mai noi peschiamo sempre in continuamente, abbiamo i turni di lavoro perché ce lo permette, il lavoro stesso, perché lavorando a Fontale Gambero Rosso una pescata dura da 4 a 5 ore, perché c'è tutto il tempo da poter sistemare il prodotto, salpare le reti, sistemare il prodotto e magari andarsi a riposare, ma comunque non c'è mai fermo, la barca lavora 24 su 24. Certo. Allora Lorenzo, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa. L'unica cosa che specifico che ricordiamo era esportatore stato con delle grandi imbarcazioni a strascico, e quando il nostro amico spiega perché ha tanto tempo, perché questo pescando a strascico, quindi su una rete che viene tirata in prossimità del fondo, attaccata al fondo, vuol dire tante ore, un lento moto, e anche ci vogliono, sia per calare questa rete sia per salpare questa rete ci vuole tanto tempo, perché parliamo di migliaia di metri di cavo d'acciaio che vengono messi perché parliamo di fondali, insomma, che il gambero rosso lo puoi trovare sia anche a 250 metri, ma lo trovi fino a passati 1000 metri, quindi insomma c'è tutta una tecnica e tecnologia dietro questa pesca non indifferenti. Grazie Adamo per la tua presenza, ti richiameremo in futuro e in bocca al lupo per la pesca di Mazara, siamo vicini a voi per queste lezioni e un grande in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie a voi e grazie dell'intervista e tutto quello che fate per valorizzare sempre il nostro prodotto. Grazie mille. Allora Lorenzo, tu questo weekend che programmi hai, no? Sei nella tua amata Liguria, quindi vai in barca o no? Guarda, in teoria, proprio se devo dirti la verità, Antonio, dovevo ritornare a Mazara del Vallo per la chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco. Purtroppo ho avuto altri impegni e soprattutto rischio il linciaggio in terra ligure, perché giustamente siamo tutti di corsa. Un momento decisivo per l'Italia, ma è un momento decisivo per l'Europa, per i pescatori, per gli agricoltori. Questa battaglia europea, questa battaglia, la chiamo battaglia che ci sarà il 26 maggio, ma che si combatte tutti i giorni cercando di portare a casa dei risultati importanti, ma soprattutto convincendo le persone che un'altra Europa è possibile. Sarà combattuta sulla tavola sul discorso soprattutto agricolo e pesca. Ricordiamoci che i primi che hanno capito che questa Europa di burocrati e non Europa di popoli, che era un'Europa di burocrati e non era un'Europa di popoli, hanno capito che i pescatori e gli agricoltori sono delle regole assurde che venivano messe dall'alto e non se ne capivano il motivo. Quindi insomma adesso è il momento decisivo, è il momento di riscatto è il momento di riscatto per il nostro popolo e per i nostri pescatori, per i nostri agricoltori. Senti Lorenzo, io leggevo prima che tu intervenissi che il ministro Centinaio è in Giappone in questi giorni, incontri con colleghi ministri giapponesi. Raccontaci un po' di che cosa si tratta. Ecco. Guarda, il nostro ministro ci sarà insomma i vari tavoli diplomatici, ma questo vuol dire in realtà, ma hai sentito prima ministri che andavano a promuovere la nostra agricoltura, la nostra Made in Italy, a cercare di portare a casa dei trattati, perché ha aperto una trattativa con il Giappone per le merci, per il discorso dei dazi, ha aperto una trattativa con tanti paesi fuori dall'Unione Europea, che naturalmente sono tutte trattative che poi seguono a livello europeo, ma
il nostro ministro va negli altri paesi, ma non lo dico perché devo dare lustro al ministro della Lega, ma è effettivamente così. Noi abbiamo avuto fino adesso un ministro che oltre a curarsi delle problematiche della xylella interna o degli allevatori sardi, come abbiamo visto Matteo Salvini e Centinaio che sono andati in Sardegna per l'emergenza del latte, abbiamo un ministro che va dall'altra parte, fammi dire, del mondo, a curare gli interessi sull'export italiano, a curare gli interessi del turismo italiano. E questo è fondamentale, avere delle persone che tutelino le nostre aziende, cosa che fino adesso, fammi dire, non c'è mai stata. Benissimo. Poi all'inizio, sempre prima che tu intervenissi, ho mandato l'audio, l'intervento del ministro Centinaio a Tutto Food, la manifestazione dell'agroalimentare qui a Milano, un intervento molto significativo perché il ministro ha spiegato tutto quello che è stato fatto dall'inizio di questo governo. Adesso sentiremo un'altra piccola parte dell'intervento del ministro. Prossimi temi, che idea hai per le prossime puntate? Guarda, adesso c'è il frutto, ci sono i frutti di stagione. All'ultimo momento, io e Antonio lo facciamo questa piccola dichiarazione questa curiosità ai radioascoltatori. Noi siamo quelli dell'ultimo momento. Ma io penso che i nostri ospiti ci maledicono tutte le volte perché li chiamiamo veramente all'ultimo, la sera prima o la mattina stessa, perché la scaletta viene giù così, una scaletta che viene dalle nostre esperienze di vita, da quello che sentiamo sul momento, da quello che è di stagione, perché ricordiamo che noi con questa trasmissione non vogliamo promuovere solo Made in Italy, ma vogliamo promuovere il Made in Italy e la stagionalità del Made in Italy. E questa stagione è ricca di prodotti, no? Dalle ciliegie alle angurie, quindi parleremo di tanto, ecco. Te vorresti parlare solo di dolci, ma è una trasmissione sull'agricoltura. Di dolci parleremo del gelato. Dovremmo parlare del gelato artigianale italiano. Ecco, vedi, il gelato, faremo una puntata solo sul gelato. Ecco, benissimo. Alla prossima, un caro saluto a tutti i radioascoltatori e un caro saluto a te, Antonio. Benissimo, Lorenzo, alla prossima, grazie per essere stato anche questo venerdì qui con noi. Vi saluto tutti. Adesso continuiamo a sentire l'intervento del ministro Centinaio alla manifestazione agroalimentare Tutto Food qui a Milano. Noi ci risentiamo lunedì prossimo. Grazie a tutti. Che è quello di custode garante della tradizione del gelato artigianale italiano. Quello è un diploma che abbiamo dato al ministro perché si è talmente vicino, perché noi effettivamente, sia come cuochi che come gelatieri, ma posso chiamare i pizzaioli, i pasticceri, i barman, siamo effettivamente custodi e garanti di quello che è la nostra tradizione. E questo siamo veramente contenti di essere arrivati a un punto che anche la politica, le strutture, ci danno veramente un aiuto per portare avanti questo. Una cosa che chiedo al ministro e a tutta la sua organizzazione è quella di cercare di difendere nel mondo quello che è la filiera del gelato artigianale, perché purtroppo è un business che fa gola a molte persone e troviamo un pochino di tutto. Devo ricordare a tutti che il gelato artigianale italiano si fa con prodotti italiani e macchinari italiani. Questo è il messaggio che dobbiamo lanciare. Grazie. Assolutamente d'accordo, anche perché ci eravamo confrontati a Rimini proprio su questo argomento: macchinari italiani, gelatieri italiani, prodotto italiano, quindi la materia prima italiana ti porta ad avere un prodotto di altissimo livello, di altissima qualità, che viene riconosciuto in tutto il mondo. Dicevi prima che gelato lo si dice anche in Cina. La parola gelato ormai non esiste più, ice cream, esiste la parola gelato in giro per il mondo, e questo, il fatto di aver esportato anche una parola italiana che diventa anche sinonimo del nostro paese, questo diventa ancora di più motivo per essere ancora più impegnati, per essere presenti in giro per il mondo e far capire quello che noi stiamo lanciando, il messaggio che stiamo lanciando, che non è semplicemente un messaggio pubblicitario, non è semplicemente un messaggio di marketing. Alcuni dicono Centinaio, stai facendo marketing. Io non sto facendo marketing, la cosa su cui stiamo lavorando è, come dicevo, la consapevolezza dell'estremo livello qualitativo che ci sono nelle persone che trasformano i nostri prodotti, ma anche e soprattutto nella materia prima. Questo abbinamento importante diventa il punto di forza del nostro paese, ed è per questo motivo che noi ci stiamo adoperando tutti insieme. Ripeto, ci avete visti al Vinitaly, ci vedrete anche altrove. Ormai stanno diventando appuntamenti fissi, proprio perché
vogliamo far passare questo messaggio ai nostri cittadini. Molto spesso gli italiani non sono timidi nel promuovere l'Italia, sono timidi nel promuovere il Made in Italy, sono timidi nel dire di essere orgogliosi di quello che il nostro paese produce e di quello che il nostro paese ha. Ecco, se ci vogliono persone che ci mettono la faccia, qui le persone che ci mettono da un lato la faccia, ma dall'altro lato le mani e la materia prima, qui le si trovano. Questo è in prima linea e lascio la parola per una domanda al presidente della Federcuochi. Sì, noi abbiamo, per quello che riguarda l'estero, il ministro, oltre ad avere 19.000 cuochi in Italia che ci mettono la faccia ogni giorno, abbiamo 1 miliardo all'estero che, come Carlo Donadoni, che è il nostro presidente dei cuochi negli Stati Uniti, ce la mettono ogni giorno. Assolutamente non chiediamo timidezza in questo, perché siamo ben consapevoli di quello che è il grande valore della cucina italiana e dei prodotti tipici. Io chiederei al Ministro se può essere interessato, ma già a Catania ne accennammo a questo, perché passa il messaggio di un agroalimentare di qualità attraverso i cuochi, quindi un cuoco deve saper trasformare e non rovinare in alcuni casi il prodotto che ha tra le mani, ma penso che bisogna dare maggiore consapevolezza proprio a chi deve consumare, quindi iniziando, noi stiamo portando avanti un progetto con le nostre donne chef, che vengono viste anche come mamme nelle scuole primarie, abituare i bambini proprio all'utilizzo del prodotto di qualità, all'agroalimentare, ma soprattutto all'ortofrutta. Quindi sapere dal Ministro se può essere questa una buona via per consumare maggiormente, avere un consumo consapevole e sano come alimentazione italiana. Assolutamente sì, l'obiettivo è proprio quello di andare nelle scuole e lavorare nelle scuole per far capire ai nostri giovani l'altissimo livello qualitativo dei nostri prodotti. Noi diciamo come Ministero stiamo lavorando sul progetto Frutta nelle scuole, Latte nelle scuole, che servono per far capire ai giovani i prodotti basici, che sono quelli su cui bisogna partire. Però mi ha dato lo spunto di una riflessione sulla quale stiamo lavorando insieme al Ministro Bussetti, una task force per quanto riguarda gli istituti alberghieri e gli istituti turistici. L'idea che abbiamo è quella di lavorare a migliorare quella che è la formazione dei giovani, degli studenti nelle scuole, per arrivare ad avere dei giovani sempre più formati anche nella vostra professione, perché la cosa sulla quale stiamo vedendo è il fatto che molto spesso i giovani che escono dalle scuole magari hanno tanta buona volontà, però poi hanno poca base, no? E di conseguenza devono fare corsi di formazione, vengono presi a fare gli stage e poi non c'è poca, non c'è una visione del futuro. L'obiettivo che abbiamo è quello di rivedere appunto le scuole del turismo e le scuole alberghiere, perché i giovani che escono dalle scuole superiori devono essere sempre più pronti ad affrontare in tempo reale il mondo del lavoro. Avete ascoltato Filo Diretto,